Buongiorno, sono Dante Bagatto. La nostra famiglia quest'anno compie 50 anni. Il papà era socio produttore del consorzio del prosciutto di San Daniele. Dunque quest'anno abbiamo compiuto 50 con grande soddisfazione, perché dopo di me c'è anche Lorenzo, mio figlio, che ha la passione per questo mestiere. La nostra produzione è circa di 6.000 prosciutti. Come dicevo, siamo il più vecchio prosciuttificio di San Daniele. In questo mestiere ci vuole tanta passione. Ecco, da noi arrivano le cosce il mercoledì, perché le due cosce posteriori, che sono di un maiale nato, cresciuto e allevato esclusivamente in Italia, partono dal peso minimo di 13 kg e un peso massimo di 17 kg. La prima fase è la lavorazione del sale. Questa coscia sta nel sale 1 chilo di carne e un giorno di sale. Se pesa 15 kg sta 15 giorni nel sale. Nei 15 giorni nel sale noi le massaggiamo la parte, le fasce muscolari con un sale, perché il sale deve penetrare. Poi puliti bene dal sale, viene fatta la pressatura, che per noi è molto importante a San Daniele la pressatura. Infatti voi vedete che sembra un violino, perché è pressato e è allo zampino. Vengono puliti e asciugati ben bene, viene messo lo spago, viene messo il numerino, che è la settimana, e comincia la lunga e lenta stagionatura. Prima vanno nelle celle di preriposo e riposo con temperature di caldo e freddo per asciugare, poi vanno nel piano superiore e lì comincia il clima di San Daniele, perché noi abbiamo un clima veramente temperato, con l'aria umida dal mare, con l'aria secca della montagna e il fiume tagliamento creano un microclima abbastanza asciutto che serve per stagionare la coscia. Circa a 9-10 mesi di stagionatura viene fatta la sugnatura con grasso di maiale, sale e pepe, che serve come una crema idratante, che serve a ammorbidire la parte magra del prosciutto, perché il prosciutto butta fuori l'umidità sempre dalla parte magra, non dalla cotenna, per arrivare ai 13 mesi con la puntatura e la marchiatura. Porto un bel ricordo della mia infanzia, perché di fronte a noi a San Daniele c'era il Foro Boario. Il Foro Boario era il mercoledì il mercato dei maiali. Ogni famiglia che doveva acquistare un maialino veniva di fronte a noi, e qui partivano le trattative per portare a casa questa bestiola, che poi alla fine diventava un bel maiale grasso che manteneva tutta la famiglia. E qui c'erano veramente degli aneddoti non belli ma bellissimi, che io porto in mente come da bambino, da ragazzino, di questi mercanti di maiali, di quelle scene veramente da film, ecco, che oggi sono dei bei ricordi che io porto con me.